Grazie onorevole Ugias, la parola onorevole Pirillo. Grazie Presidente. C'è grande attesa per le proposte legislative per la futura politica di coesione post 2013 che saranno presentate a settembre prossimo. La Commissione ha già annunciato che la riforma porterà l'introduzione di una categoria intermedia che dovrebbe sostituire l'attuale sistema di phasing in e di phasing out. Sono perplesso sulle implicazioni che questa nuova categoria potrà avere, visto che comprenderà, almeno sembra, anche le regioni che attualmente non sono né in regime di convergenza né in regime di competitività. Vorrei ricordare che la priorità della politica di coesione è quella di aiutare le regioni in ritardo di sviluppo e non vorrei pertanto che la riforma danneggiasse proprio le regioni più povere di Europa che stendono ad innescare politiche di sviluppo. Speriamo comunque che la nuova programmazione dia una spinta alla crescita dell'Europa. Grazie onorevole Pirillo, onorevole Itala. Kiitos puheenjohtaja. Koheesio- ja rakennepolitiikka on äärimmäisen tärkeä väline, jotta näitä Euroopan eroja voidaan tasata, mutta yksi tärkeä asia, joka täällä on vahvasti mukana tässä, on se, että virheiden määrä ja väärinkäytösten määrä on vähentynyt, mutta